Sapete, abbiamo con noi la sorella Denise Mazzoleni, è una gioia per noi. La sorella noi l'abbiamo incrociata qualche volta nei nostri viaggi in Albania e per noi è una delle nostre missionarie in Albania, però da qualche tempo abbiamo scoperto che ha cambiato nazione, adesso opera in Croazia, serve il Signore lì, ma qui non credo che sia mai venuta, per cui insomma un tassello dell'Albania ci mancava e quindi è una gioia per noi ascoltarla, ascoltare la sua storia, ascoltare il suo servizio. Sarà sicuramente di grande edificazione per noi. Le diamo la libertà per parlare. Vieni pure avanti. Hai bisogno di acqua? Pace a tutti. È un piacere essere qui. Michele Mango, diciamo che è un po' il mio papà, e quindi mi ha detto: mi raccomando, quando andrai a trovare i fratelli ad Arona, manda i miei saluti. Ed ecco che è quello che faccio ora. Vi salutano tanto. Voglio raccontarvi un po' di me. Quando sono arrivata, i fratelli mi hanno detto: sorella Denise, vai, parla alle chiese, racconta un po' di quella che è la tua esperienza missionaria, racconta un po' di quella che è la situazione in Croazia, ma racconta un po' anche di te. Chi sei? E tutte le volte che mi viene rivolta questa domanda, mi soffermo un attimo. Chi sono? Sono esattamente una persona come ognuno di noi qua dentro. E non c'è differenza tra me e voi. E alle volte mi dicono: ah, ma tu sei la missionaria, ma poi mi fermo e dico: no, io sono Denise, quella persona che era nelle tenebre, quella persona che non conosceva il Signore, ma al quale il Signore un giorno è apparso e ha mutato la mia vita. Quando guardo i fratelli e le sorelle in Cristo e li vedo quasi sentirsi piccoli, perché ci sono i missionari, ci sono i pastori, ci sono questi grandi uomini, queste grandi donne, noi che cosa siamo? Allora mi sento a casa e mi sembra di guardare dentro il mio cuore. Sono 8 anni che ho passato in Albania, dove ho servito il Signore accanto ai coniugi Emanuele e Patrizia Mango. Ora sto andando in Croazia. Ho anni di esperienza nel servizio, ho anni di esperienza col Signore. Eppure mi sento sempre quella piccola Denise che il Signore un giorno ha salvato. E questo perché siamo piccoli. E vorrei che ognuno di noi potesse guardarsi allo specchio e riconoscere quanto piccoli siamo dinanzi al Signore. Quando penso alla mia vita, ripenso alla storia di Mosè, sempre. E sapete perché? Perché Mosè racconta esattamente ciò che noi siamo, persone sul quale viene un decreto di morte. Il nemico, il peccato, avevano stabilito un decreto di morte per le nostre vite. Ma poi è arrivato Gesù. E Lui è colui che cambia ogni cosa. Se vogliamo parlare di tristezze, fratelli e sorelle, c'è qualcuno triste qui tra di voi? So cosa provate. C'è qualcuno che ha dovuto vivere in situazioni di povertà? So cosa provate. C'è qualcuno di voi che ha avuto divorzio in famiglia? I miei genitori sono divorziati, so cosa provate. Vi siete mai sentiti soli? So cosa provate. Perché siamo noi, questo è il mondo, e siamo in un mondo che è fatto di queste cose. Abbiamo il Signore che, nonostante siamo nel mondo, in qualche modo ci trae fuori da esso. E non perché le situazioni sono perfette. Il giorno in cui ho ricevuto Gesù Cristo come mio personale Salvatore, e addirittura il giorno in cui ho deciso di servirlo, vi posso assicurare che la mia vita non è migliorata. Fratelli e sorelle, il Signore non ci toglie i problemi, ma ci fa vincere sui problemi, insegnandoci a guardarli con la fede in Lui. C'è un passaggio con cui voglio incoraggiarvi e poi continuerò a raccontarvi. È un passaggio che leggevo poco fa. Quando sono arrivata qui in chiesa ho detto: cosa potrei mai dire a questi fratelli? E poi ho pensato a questo passaggio che si trova, è un salmo, il Salmo 33. Al verso 11, anzi al verso 10, dice così, Salmo 33, verso 10. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, Egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore
durano d'età in età. Beata la nazione il cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti i figli degli uomini. Dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, Egli osserva tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua gran forza, il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Questo è quello che fa il Signore nelle nostre vite. E se siamo qui è perché Egli lo ha fatto. E la cosa che mi piace di questo passaggio è il fatto che ci dice che il Signore è questo, il Signore fa questo, il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando le persone mi domandano, sorella Denise, perché ti trovi in missione? La mia risposta è sempre la stessa. Perché Egli è giunto, ha guardato dentro il mio cuore, quel cuore che abbiamo detto che Lui conosce bene, perché lo ha creato Lui. E quando gli ho dato il permesso di prenderlo tra le sue mani, quando ho dato Lui il permesso di trasformarlo, Lui lo ha fatto. Fratelli e sorelle, quanto più ci doniamo al Signore, quanto più Lui si userà di noi. Ci sono persone che mi raccontano del continuo, ma ci sono delle scelte e ci sono delle persone stabilite, chiamate da Dio, differenti dagli altri. Fratelli, siamo tutti uguali dinanzi agli occhi del Signore. Come il Signore ama me, il Signore ama voi. Come io ho le mie mancanze, voi avete le vostre. Come io ho i miei pregi, voi avete i vostri. E la chiamata che il Signore ci rivolge alla medesima. Andate. Andate. Forse è vero. C'è chi si sposta, chi va più lontano, e forse chi rimarrà più vicino. Ma se sarete qui, vicino alle vostre case, sarete ancora più responsabili davanti alla vostra famiglia, davanti alla comunità che seguite, ma soprattutto dinanzi al Signore, per essere quella luce che fa la differenza. Siamo chiamati a fare la differenza. Non guardatemi come se fossi una pazza, non lo sono. O forse il Signore dice alle volte che chiama i pazzi, allora in quel caso alzo le mani. Non conosco i vostri nomi, ma se li conoscessi in questo momento li chiamerei uno a uno per nome. E vi direi Maria, Giuseppe, Antonio, tu sei chiamato oggi a fare la differenza. Quello che il Signore ha scritto nella sua parola è questo, che i suoi disegni durano in eterno. Non c'è nessuno che li possa fermare. E il disegno di Dio è la salvezza per l'essere umano. La tua è quella di colui che tu hai accanto. Se hai un parente che non è salvato, se hai un collega che non è salvato, se hai un vicino di casa che non è salvato, è tuo dovere, è obbedienza alla parola di Dio. Andare, parlare Lui del Signore, fare la differenza. E non preoccupiamoci. Il Signore conosce i cuori, conosce i nostri, li lavorerà, li trasformerà, li renderà capaci di dire la sua voce e li renderà capaci di trasmettere il suo amore a chi abbiamo di fronte. E questo farà la differenza. Non ho fatto niente di più in Albania. Nessuno dei missionari fa qualcosa di più fuori dal mondo. Possono trovarsi in Africa, possono trovarsi in India, possono trovarsi in Italia, possono trovarsi in Lombardia, dove volete. Ma non fanno nulla di più se non portare l'amore e la parola di Cristo a chi hanno di fronte. Più sarete disposti a donarvi, più il Signore vi chiamerà. Mi trovo distante perché gli ho detto, non importa, dove vuoi, quando vuoi, sono tua. Il Signore mi ha detto, ok. Allora abbiamo andato in Albania per un periodo, 8 anni. Adesso mi ha detto, vai in Croazia. E lo farò. Vogliamo dire al Signore, eccomi. Vogliamo dire al Signore, mandami, ovunque tu voglia. E se non sei disposto ad andare lontano, tranquilli. Il Signore è un gentiluomo.
Il Signore è un gentiluomo. Non ti chiederà mai di fare qualcosa che non ti senti di fare. Non ti farà mai del male. Ma quando ti chiederà di fare qualcosa in più, quel Signore che ha creato il nostro cuore sa che potremo farlo. Quel Signore che ci ha intessuti quando eravamo ancora nel ventre di nostra madre, quando ti chiederà di fare qualcosa che per te è troppo grande, se te lo ha domandato, è perché tu potrai farlo assieme a Lui. Non abbiate timore. Facciamo ciò che il Signore ci domanda. Facciamo la differenza. Ho sentito parlare poco fa il fratello di questo Dave, un ragazzo autistico, giusto? In Albania abbiamo aperto un centro nel 2019. Ero responsabile di questo centro dove accudevamo questi bambini, dove siamo stati accanto a loro, le abbiamo insegnato la parola di Dio, gli siamo stati vicini in ogni aspetto, spirituale, emotivo, educativo. E tra di loro c'era un bambino. Aveva 14 anni ed era 2 volte più alto di me, che non è difficile. Ed era autistico. Si chiama Fation. Ricordo quando parlai con Emanuele e Patrizia, dicendo loro: questa donna si è avvicinata a me e mi ha chiesto se possiamo prenderlo al centro, ma è autistico. Loro mi dissero: Denise, ma tu non sei preparata. Non possiamo prenderci questo carico di portare qualcuno per il quale non siamo preparati. Ma il Signore continuava a compungere il mio cuore. In Albania non ci sono centri come in Italia, non ci sono persone che accudiscono gli altri come in Italia, c'è qualche chiesa che sta tentando di farlo, ma è difficile. E io dissi loro: proviamo, datemi 1 settimana. E allora sono andata nella mia cameretta e ogni sera pregavo: Signore, dammi l'intelligenza, donami la capacità, aiutami per poter aiutare questo ragazzino. Non ero preparata. Mentirei se vi dicessi che sono andata in maniera spavalda, con sicurezza, sapendo cosa avrei dovuto fare con questo ragazzino. Non lo sapevo. Ma sapevo che anche lui, per quanto autistico, aveva bisogno di Gesù Cristo. E allora ho passato ore a pregare e le porte si sono aperte. E questo ragazzino veniva, dedicavo del tempo speciale solo a lui, 2-3 volte a settimana. E vi posso assicurare, non era in grado di comunicare, non era in grado di parlare, ma oltre ad essere migliorato in quella che era la sua indipendenza, è stato il mio più grande amico. Non poteva comunicare con me, ma quando noi pregavamo, io sentivo che lui poteva comunicare con nostro Signore Gesù Cristo. Tanto che a distanza di pochi mesi, quando io entravo, e magari era una giornata difficile per me, nessun fratello se ne accorgeva, nessuna sorella se ne accorgeva. Lui veniva, mi metteva la mano sulla spalla e mi diceva: Amen, Amen. Era con me. Non guardiamo con i nostri occhi, guardiamo con gli occhi di Dio. Sto prendendo fin troppo tempo, lo dissi al pastore. Vi chiedo di poter proiettare un piccolo video che racconta brevemente quello che è stato dell'Albania e un po' di quello che è la Croazia. Pace a tutti. Attraverso questo breve video vorrei raccontarvi un po' gli ultimi anni della mia vita, passati in Albania, dove il Signore mi ha dato l'opportunità di servire accanto con Emanuele e Patrizia Mango. Le sfide sono state tante, ma anche le benedizioni, e ringrazio il Signore per questi anni passati al loro fianco e lo ringrazio per l'opportunità che mi ha donato di poter vedere la sua opera in Albania. Nel 2017 è iniziato un progetto di evangelizzazione verso gli studenti dell'università, un lavoro difficile in un contesto musulmano dove molti di loro non conoscevano il Signore, ma dove il Signore ha permesso a tutti noi di poterli portare la luce di Cristo.
A partire dal 2019 il Signore ci ha anche permesso di poter seguire un gruppo di bambini di un villaggio. Bambini semplici e privi di educazione. Abbiamo fornito loro un rinforzo scolastico, educazione igienica e li abbiamo seguiti in quelli che erano i loro bisogni emotivi e spirituali, impartendo loro insegnamenti biblici e insegnandogli l'importanza della preghiera. Siamo certi che il lavoro fatto e il seme piantato porteranno frutto nella loro vita. Dopo le diverse sfide, dopo diversi anni di esperienza in questo campo, adesso si sta aprendo un nuovo capitolo della mia vita, lontano da qui. In una nazione che appare molto differente da quello che è. Facciamo parte di una società caratterizzata dall'apparenza. Ormai viviamo dei media, dei social. Eppure il problema alla base rimangono gli stessi. Anche qui ci sono diverse problematiche a livello economico e a livello spirituale. Potete immaginare cosa può accadere in mezzo ai giovani, soprattutto in un paese dove non si ha l'idea di che cosa sia una morale e non si hanno dei radicati principi biblici. Si tratta di una nazione che per diversi anni è stata considerata cristiana, ma che ad oggi sta iniziando ad essere considerata post-cristiana, proprio perché i giovani in questa nazione hanno deciso di abbandonare completamente questo fede. Questa volta non a causa dell'Islam, ma a causa dei nuovi credi New Age, che ormai sono di moda e di attrazione per i giovani. Questo è un passo che spero terrete nei vostri cuori, che ve lo rileggerete ogni qualvolta avrete bisogno di ricordarvi cosa il Signore ci chiama a fare. Come avete visto, provengo da una realtà islamica dove ho servito per 8 anni e se lì in Albania la problematica erano l'Islam, la tradizione, in Croazia le problematiche sono la depressione, l'alcolismo, la mancanza di chiese, la mancanza di missionari, la mancanza di pastori, la mancanza di qualcuno che possa predicare la parola. L'Albania la conosciamo, chi è venuto conosce anche bene il contesto albanese, la povertà, le difficoltà economiche. La Croazia è un paese che appare bellissimo, un paese turistico, dove sembra che tutto vada bene. In realtà, come ogni luogo nel quale manca Cristo, le cose non vanno bene. In Albania abbiamo fondato 2 chiese e un centro missionario. Questa volta nessuno mi sta chiedendo di andare in Croazia a fondare nulla, ma a ricostruire qualcosa di rotto. In questi ultimi anni non solo non c'è stato un aumento di credenti, ma una diminuzione. E stiamo parlando di 40 chiese, non di quelle per come le intendiamo noi oggi. Una chiesa così se la sognano in Croazia. Ci sono chiese formate da 4, 5 credenti. Non vengono considerate missioni, vengono considerate chiese. Quindi ringraziamo il Signore anche per la possibilità che abbiamo di stare assieme in questo corpo. Se avete letto quelli che erano i dati, il 18% dei ricoveri ospedalieri sono dovuti all'alcolismo, il 17% alla depressione.
Vogliamo dare una panoramica diversa. Facciamo finta che più o meno un 40%, un po' di meno, di persone che finiscono in ospedale a causa della depressione. E c'è chi si rifugia nell'alcolismo, c'è chi si rifugia dietro una bottiglia e c'è chi cerca e tenta il suicidio. Il Signore ci chiama a fare la differenza. Ci chiama a fare la differenza. Però vi dico anche qualcos'altro. Il Signore ci chiama anche ad essere responsabili. Perché in Croazia sono giustificabili. Sono pochi credenti. Non sanno come fare. Il pastore mi ha chiamata, sono stata da loro 2 settimane adesso in Croazia, mi hanno detto: sorella Denise, abbiamo bisogno d'aiuto, insegnaci come si evangelizza, come facciamo ad andare per le strade. Sorella Denise, per favore, insegnaci come facciamo a raggiungere il cuore dei bambini, il cuore dei ragazzini. Aiutaci. E io posso comprendere, è una chiesa piccola, una chiesa con tante problematiche, fondata 40 anni fa. I medesimi credenti di 40 anni fa sono i presenti di oggi. Non è arrivato nessuno. C'è qualcosa che non va. Perché una chiesa che va fuori è una chiesa morta. E muore, e necessità di vita. Ma qui, fratelli e sorelle, quanti membri ha questa chiesa? E quante persone là fuori stanno soffrendo di depressione? Quante persone là fuori in questo momento sono vittime di alcol, di droga, di violenza? Dov'è la Chiesa di Dio? Il Signore ci chiama fuori e io lo ringrazio per l'opportunità che ci dà di portare la differenza anche lontano, dove c'è veramente bisogno. Ma vogliamo ricordarci dei nostri bisogni attorno a noi. Ognuno di noi è chiamato. Il corpo è chiamato a questo. Fortificarsi per poi andare in battaglia. Vogliamo essere pronti per questa battaglia, perché mentre noi dormiamo il nemico è in agguato e mentre noi ce ne dimentichiamo il nemico sta guardando attorno a sé per comprendere chi di noi potrà divorare. Siate vigili, dice la parola. Indossate l'armatura, dice ancora. Ma in questa armatura è compresa una spada. Non vuol dire state chiusi nelle vostre chiese, state chiusi nelle vostre case e aspettate il nemico che viene, vi bastona e vi fa del male. Indossate l'armatura, prendete in mano la parola, la spada e andate. Vi ricordate il film Rocky Balboa? Era bravo a subirle, ma si faceva male. E se solo subiamo senza colpire, prima o poi crolleremo. Ecco perché dobbiamo prendere questa spada, stringerci assieme come un esercito potente con il più grande dalla nostra parte e far la differenza. Vi chiedo di pregare per me, vi chiedo di pregare per la Croazia. Ci sono molti progetti in essere che dovrebbero iniziare a breve, ma abbiamo molti più problemi all'interno della Chiesa che fuori. Quindi siamo in un momento nel quale abbiamo bisogno di saggezza per comprendere come agire, di saggezza per comprendere come sistemare quello che non sta funzionando. E vi chiedo di pregare, perché è un paese dove le forze del male si danno da fare. Le manifestazioni dei posseduti sono all'ordine del giorno. Le persone vivono di magia, di ogni pratica che qua c'è forse in maniera un po' nascosta, lì è normalità. Il Signore ci chiede di fare la differenza, di essere pronti, ma anche di pregare gli uni per gli altri. E io oggi qua sono per chiedervi: pregate per me, pregate per Rovigno, questa città, pregate per quella piccola famiglia che abbiamo lì, che il Signore possa fortificarla e possa essere l'inizio per un cambiamento in quel paese. Che il Signore ci benedica. Gloria a Dio. Prego. Siccome devo partire
non ritorno più, almeno per un po' di tempo. E leggevo stamattina un versetto che dice: la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze. Io voglio ringraziare il Signore, sono stato in questa zona 8 mesi e il Signore è stato con me al lavoro e penso che di aver seminato anche con le parole buone i sentimenti che ho per Cristo, l'hanno notato. È stata una cosa meravigliosa, ho visto persone che sono state catturate anche dall'amore di Dio, quello che gli ho dato io, e sono molto felice. L'intenzione mia era di trasferirmi, però non è stato così, vuol dire che il Signore ha creato una situazione che devo ritornare di nuovo a Gela. Questa settimana, senza che io lo sapevo, la ditta che c'è il lavoro qua in zona mi ha detto: abbiamo preso il lavoro in raffineria a Gela. E vabbè, dico vado, perché io avevo pregato: Signore, che devo fare? Così non posso andare avanti, che io sono abituato ad andare in chiesa sempre, 3 volte alla settimana, 4 volte alla settimana, 5 volte alla settimana, sempre in chiesa vado. La mia vita è stata i banchi della chiesa, 30 anni di banchi della chiesa, e consideravo questo. A me, sono venuto qua in questa comunità per trovare i fratelli Cassarino, però quando sono venuto qua sono stato catturato. Dice: ma da cosa dici sei stato catturato? Io, la chiesa mia, anche perché è scritto negli Atti degli Apostoli, e quando la parola di Dio viene espressa abbondantemente, non perché il servo di Dio qua è chiara, parla al cuore e non ci permette a noi, anche se magari, perché fratello e sorelle, certe volte noi ci facciamo dottrine, me lo sono fatti pure io, insegnamenti, concetti che magari sembrano che serviamo il Signore con questi cose, ma quando c'è la parola chiara, abbondante, soprattutto abbondante, efficace nella parola e c'è nella comunità, i credenti vengono indirizzati nel modo giusto, anche nel pregare, nel comportarsi. È bello pregare il Signore, si deve fare, ma attenersi alla parola che ci viene insegnata è molto bello, perché io considero gli apostoli, prima di essere stati lasciati dopo la risurrezione di Gesù, da Gesù, 40 giorni l'ha istruito, gli ha dato delle istruzioni, poi gli ha detto: sì, restate qua e ricevete il battesimo dello Spirito Santo, e così è successo. Poi con il battesimo certo abbiamo qualcosa in più, però una chiesa efficace è quando noi abbiamo una parola efficace nella chiesa. Poi certo il Signore sa quello che deve fare nella cameretta segreta, nel nostro angoletto, però gli insegnamenti sono efficaci. Io mi ricordo, io sono nato in una chiesa dove si pregava sempre, ma si pregava per davvero, i posseduti strisciavano nei banchi, ma questo come ha fatto a uscire in un banco? Ma poi cosa impressionante quando mi sono convertito io, i battesimi erano sempre all'ordine del giorno, liberazioni, però c'erano anche quelli che avevano degli insegnamenti nella loro testa per conto loro, magari venivano in altre comunità, venivano accolti e mi dice: tu devi pregare con lo Spirito Santo. Io magari mi sono spaventato con tutti quello diciamo parla in lingue perché è così, quello è così all'inizio. Però io mi ricordo che quando io ho deciso, il Signore mi aveva liberato già da quello che... Quando io ho deciso di leggere la Bibbia con tutto il cuore, sono andato al SIB, ho fatto 3 anni di SIB a Bologna, che mi trovavo a Reggio Emilia, la mia visione è cambiata nel vedere le cose del Signore. Perché la parola di Dio ci dà, il Signore ci salva, ci battezza, ci dona... Però quando abbiamo noi una buona visione dell'opera di Dio e per come gli insegnamenti cosa, noi cambiamo anche il modo di approcciarci alle anime, a noi stessi e come facciamo. Oggi mi sono sentito di dire questo, scusa fratello, che magari io, che vi posso dire, ho goduto del ministero del fratello, anche delle lodi che si sono andati, cioè abbiamo pregato insieme, anche se sono stato poco qua, perché la distanza, il lavoro. Ora si è presentata questa occasione
pensavo che veniva diversamente e sto scendendo a Gela. Vuol dire che il Signore magari vuole che... Tante volte noi pensiamo di fare chissà che cosa, perché io pure pensavo di fare, noi missionari, pastori, pensavo tante cose. Bene credente. Credente efficace, vuol dire che c'è la famiglia che ha molto di bisogno, parenti, amici, e il Signore lo sa. Quando a volte ho parlato con il pastore Casà, mi ha detto di salutare la Chiesa e porterò i vostri saluti. Dio sia lodato. Amen. La nostra speranza era che la moglie del fratello si trasferisse qui, ma questa volta non ci è andata bene. Vogliamo pregare per i nostri fratelli, portate i nostri saluti in chiesa. Dio vi benedica. Leggiamo insieme il capitolo 4 di Giona. Il Signore ha già parlato al nostro cuore. Voi sapete che in modo particolare la nostra comunità, il Consiglio di Chiesa in modo particolare, sta pregando perché si costituisca un gruppo di evangelizzazione stabile, comunitario, non estemporaneo, non relegato a qualche culto all'aperto, ma un gruppo che sente il peso di parlare di Gesù, di distribuire trattati, di uscire tutte le settimane. E sicuramente quello che abbiamo ascoltato dalla sorella preme sul cuore e noi non vogliamo far finta di non aver sentito. Ognuno di noi sa se sta facendo tutto quello che il Signore ci chiede di fare o accampiamo scuse perché abbiamo impegni, perché abbiamo già dato, perché siamo malati, perché la vita è frenetica. Dio sa che c'è ancora un gran bisogno. Leggo da Giona, capitolo 4. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato, perché i niniviti si erano pentiti alla predicazione e avevano chiesto perdono al Signore dei loro peccati. Allora pregò e disse: «O Signore, non era forse questo che io dicevo quando ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse: «Fai bene a irritarti così?» Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio, il Signore, per calmarlo dalla sua irritazione, fece crescere un ricino che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. L'indomani, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir meno. Allora egli chiese di morire, dicendo: «È meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Fai bene a irritarti così a causa del ricino?» Egli rispose: «Sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte». Il Signore disse: «Tu hai pietà del ricino, per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito. E io non avrei pietà di Ninive, la gran città, nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame?» Signore, parla al nostro cuore. Continua a parlare al nostro cuore, Signore. Incoraggiaci ad avere la visione delle cose che hai tu, Signore, perché possiamo cambiare il nostro modo di decidere, possiamo cambiare le nostre reazioni, Signore, e possiamo fare la tua volontà. Signore, aiuta me a condividere
parte della tua parola con i miei fratelli. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Questo capitolo è un capitolo speciale perché qualche giorno fa parlavamo della risposta che Dio diede a Giobbe e dicevamo che Giobbe per un intero libro, per decine di capitoli, chiede a Dio una risposta: perché questa prova, perché mi capita questo, perché tanta sofferenza, io non sono colpevole. E quando Dio parla però non gli dà una sola parola che è riferita alla prova di Giobbe, non gli dice nulla della prova di Giobbe, non gli spiega perché, non gli promette uscirai dalla prova, non gli dice nulla, ma mostra quanto è superiore ai fatti umani. E Giobbe riconosce che anche la sua prova, seppur una grande prova, è niente davanti alla grandezza del Signore. Ma qui la risposta di Dio a Giona è diversa. Qui Giona vede un Dio che gli apre il cuore, che gli spiega perché decide di chiamare un suo figliuolo, un profeta, per portarlo lontano a predicare a un popolo che umanamente non meritava il perdono. Dio apre il cuore e gli fa vedere le cose come le vede Lui. E allora noi vogliamo questa mattina brevemente chiedere al Signore di aprire il cuore davanti a noi, perché noi possiamo acquisire il cuore di Dio. E il Signore, riassumendo tutto quello che dice, nel mio cuore c'è il desiderio di salvezza. Io voglio che tutti gli uomini siano salvati. E non guardo alla qualità delle persone, perché se guardassi quello che hanno fatto i Niniviti, noi più volte l'abbiamo meditato insieme, Giona non era capriccioso se non voleva andare dai Niniviti, perché i Niniviti erano un popolo spietato, squartava i prigionieri, li impalava vivi a dimostrazione della loro potenza. Erano persone senza scrupoli, uccidevano i bambini e le donne per indebolire la forza degli uomini. Era un popolo che aveva fatto scempio ovunque andava a conquistare. Giona non era capriccioso perché diceva mi piacciono gli egiziani, non mi piacciono gli orientali. Giona sapeva tutto il dolore che i Niniviti avevano causato anche al popolo di Israele. E quindi sapeva che quello che commetteva questo popolo era qualcosa di inaccettabile, umanamente inaccettabile. Ecco perché non voleva andare lì. Ma Dio dice che voleva salvare anche loro, che voleva salvare questa popolazione se si fosse pentita. Certo, Dio non fa sconti al peccato, Dio è santo e bisogna che chiediamo perdono dei nostri peccati se vogliamo la salvezza. Ma chiunque chiede perdono dei propri peccati trova salvezza, perché Dio è un Dio che vuole salvare. Erano ignari i Niniviti della loro condizione. C'era bisogno che qualcuno andasse da loro a dire che Dio era disponibile a salvarli. E Giona andò. Dio fece forza su questo profeta per mandarlo, ma Dio sapeva che era necessario che il messaggio della salvezza arrivasse anche a Ninive. Anzi, vi dirò qualcosa in più. Il fatto che questa storia ci racconta che i Niniviti furono salvati dal giudizio ci dice che c'è possibilità di salvezza anche per i cuori più duri. Anche quando noi attacchiamo un'etichetta alle persone perché diciamo questo non si salverà, questo non è interessato. Dio ha salvato i Niniviti, può salvare chiunque, può cambiare ogni situazione. E Dio, che conosceva la necessità della salvezza di questo popolo, ha un cuore che lo spinge ad agire,
ha un cuore che lo spinge, vedete che erano arrivati proprio all'ultimo, mancavano pochi giorni al giudizio, ancora pochi giorni era la predicazione di Giona, ancora pochi giorni, guardate che non c'è più tempo, non c'è più possibilità. Ma Dio è così buono che fino all'ultimo giorno viene a dirvi: se voi vi pentite sarete salvati. Questo è il cuore di Dio. E diciamoci la verità, non sempre il cuore di Dio corrisponde al nostro cuore. A volte siamo noi a stabilire la sentenza, perché quello che qualcuno ha fatto è imperdonabile e quindi non c'è più possibilità. E se anche noi avessimo in mano la chiave della porta della salvezza, annunciando Cristo, noi possiamo anche stabilire di non farlo, perché abbiamo già deciso, prima ancora di predicare, abbiamo già stabilito che non accetteranno. No, io non mi spendo molto perché ho capito che è un terreno duro, ma Dio ha un cuore così largo che fino all'ultimo istante, fino all'ultima possibilità della grazia, Lui manda ad annunciare, perché ha pietà, perché non si stanca di perdonare, perché è interessato alla salvezza delle persone, perché non ha riguardi personali, perché è misericordioso. Questo è il cuore del Signore. E quando Dio apre il suo cuore, noi la prima cosa che incontriamo è la parola salvezza. E Dio dice una cosa a Giona. A volte noi facciamo le nostre battaglie, anche nel nome del Signore, per qualcosa che noi non abbiamo costruito. A volte riteniamo che l'evangelizzazione deve andare in un certo modo perché noi riteniamo che debba andare in un certo modo. A volte diciamo che la Chiesa deve andare in un certo modo perché noi riteniamo che la Chiesa debba andare in un certo modo, ma la Chiesa non l'abbiamo fondata noi, non abbiamo costituito noi le attività di evangelizzazione, cioè arriviamo dopo e già stabiliamo le sentenze. Ma Dio invece era prima. Dio ha mandato Gesù a morire sulla croce perché ci fosse una Chiesa, perché qualcuno potesse ricevere il messaggio del Vangelo. Fra noi e Dio, chi ha messo più in gioco, chi si è speso di più è Dio. Invece noi stabiliamo già il dopo sulla base delle nostre valutazioni, come aveva fatto Giona. Ma Dio apre il suo cuore e dice: salvezza. C'è ancora qualcuno da salvare, c'è ancora una possibilità di predicare, c'è ancora una persona che può andare. Salvezza. E fino a quando io non tornerò, dice il Signore, salvezza è la missione a cui noi dobbiamo rispondere. Quando Dio apre il suo cuore e lo apre a Giona, dice gioia invece di irritazione. Giobbe era irritato, dice la parola, e Dio fa qualcosa per Giona. Dio non lo bacchetta. Dio conosce il cuore di Giona. Come dico sempre, Giona non andò a Tarsis perché non voleva servire il Signore. Giona non andò a Tarsis perché non voleva impegnarsi troppo. Giona andò dall'altra parte perché conosceva il Signore meglio forse di tanti israeliti, conosceva un Dio che era misericordioso. Lui voleva servire il Signore, ma sapeva che se avesse servito il Signore a Ninive, Dio avrebbe salvato. Quindi è diversa la questione. Giona non era un malvagio, pigro, egoista che voleva farsi la sua vita. Giona era un servitore del Signore che conosceva bene il Signore. E quando si irrita perché la sua previsione era esatta, le nostre previsioni sono esatte soltanto quando conosciamo bene il Signore. Quando siamo lontani dal Signore facciamo le nostre previsioni anche di quello che farà il Signore, sbagliamo in pieno, perché è solo stando attaccati al Signore che lo conosciamo di più. E la previsione di Giona era esatta. Io lo sapevo, che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran bontà, che ti penti del male che minacci. E si irritò perché non poteva concepire che la settimana dopo
sarebbe andato al culto e a fianco a lui nella panca si sarebbe seduto un uomo che aveva squartato un bambino. Non lo poteva accettare. E quindi si irritò. Ma Dio non ha cura solo dei niniviti, Dio ha cura anche di Giona. Dio, quando apre il suo cuore davanti a noi e noi lo guardiamo, ci dice: io voglio per te gioia e non irritazione. E così il Signore fece un miracolo, fece crescere una pianta in un giorno, almeno nelle dimensioni sufficienti per creare un po' di ombra in quella zona desertica. E Dio stava dicendo a Giona: guarda che non ho concluso neanche con te, ti ho chiamato a un arduo compito, ho fatto forza anche sui tuoi ragionamenti personali perché tu servi me e non servi te stesso. E io voglio che tutti siano salvati, ma io mi prendo cura anche di te. E quando hai irritazione, io sono pronto a sostituirla con la gioia che può darti anche un po' di ombra nel deserto. Quando non hai pace nel cuore, io sono disposto a mettere pace, conforto, riposo, ristoro all'anima tua, perché io mi prendo cura di te. Quando il Signore apre il suo cuore davanti a noi, e per Giona lo fece attraverso il miracolo di questo ricino, ci fa sapere che Egli si prende cura di noi, che Egli vuole per noi la gioia. Ma infine, quando Dio apre il suo cuore, uno potrebbe dire: Signore, ma ti sei preso cura di Giona, gli hai fatto crescere il ricino, gli hai procurato l'ombra, poi gliela togli. Il giorno dopo, appena fu ristorato un po' Giona, il giorno dopo il Signore manda questo verme, fa seccare questa pianta e Giona torna a essere irritato. E di nuovo Dio gli apre il cuore. Perché? Perché quando Dio apre il cuore, noi scopriamo qual è la sua volontà per noi. E dice: io voglio darti il mio cuore. Quando seccò questa pianta, Giona si irritò di nuovo e lì il Signore gli spiegò: tu sei pronto a cercare il bene per la tua vita, a costruire la tua vita, a garantirti pace e benessere per la tua vita, dimenticandoti che se qualcosa di buono viene nella tua vita è perché l'ho permesso io. Sono stato io a garantire, in un istante posso togliertelo. Quindi ciò che tu prendi a garanzia della tua vita non è tuo, appartiene sempre a me. Quando tu ti irriti, quando tu ti dispiaci, quando tu ti addolori per situazioni, pensa bene che non hai tanta parte in quelle situazioni, eppure ci metti il cuore. Io invece do la vita a tutti. Conosco l'esistenza di ogni singola persona dal primo respiro fino all'ultimo della sua vita terrena. Io conosco le battaglie, le necessità, io procuro il pane quotidiano, io faccio ogni cosa per ogni essere vivente. Io sono legato alla vita di ciascuno. Ecco perché mi spendo per la salvezza di ciascuno. Voglio da te che tu provi e viva e scelga come me, dice il Signore. Ecco perché il Signore gli tolse il ricino, perché voleva dire a Giona, mentre gli stava spiegando come la pensava lui sui niniviti, che Giona imparasse a avere il cuore di Dio. Quando Dio ci apre il cuore, dice: lo stesso voglio da te. Lo stesso voglio da te. Ogni prova, ogni servizio, ogni parola di Dio ci spinge verso di Lui. La Scrittura ce lo dice più volte in modo diverso, quando ci dice di assomigliare a Gesù, quando ci dice di seguire le orme del Signore, quando ci dice di servire il Signore. Sono
espressioni diverse dello stesso concetto. Dio vuole che noi abbiamo il suo cuore, che noi viviamo per quello per cui Lui agisce. Dio vuole che noi spendiamo la nostra vita per la salvezza delle anime. Dio vuole farci sapere che sarà Lui a prendersi cura di noi, procurandoci ombra sul nostro capo, ma noi dobbiamo sapere che quello che avviene qua giù per noi, oggi avviene, domani può esserci tolto. Noi dobbiamo servire il Signore. Noi dobbiamo avere i sentimenti del Signore. Noi dobbiamo avere la gioia del Signore nel vedere anime che si ravvedono, e noi dobbiamo andare dove nessuno vorrebbe andare, perché il Signore vuole raggiungere anche lì qualcuno. Il capitolo 4 di Giona è un esempio straordinario, una dimostrazione meravigliosa di com'è il cuore di Dio. E questa mattina, stimolati dalle parole anche della nostra sorella, vogliamo dire: Signore, dacci il tuo cuore, dacci il tuo cuore, perché troppe volte abbiamo servito te col nostro cuore, ma è diverso quando il nostro cuore inizia ad assomigliare al tuo. Allora potremo andare anche dove non immaginiamo. Allora smetteremo di chiedere al Signore: Signore, ti voglio servire, ma scopriremo che il Signore ci ha già messo davanti il modo in cui possiamo servirlo. E come accennava anche la sorella, non necessariamente deve partire a 3.000 chilometri di distanza da casa nostra, ma forse è semplicemente iniziare a porgere un bicchiere d'acqua o a fare qualcosa nel segreto, perché così si inizia alla gloria del Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Vogliamo ringraziare il Signore